rapidamente, naturalmente, perché Giampaolo Piso ha detto tutto e anche di più. E anche di più. Sì, io ho presentato, il primo sono stato, nel 1979 l'ho scritto, e nell'80 ho presentato la proposta di legge sulla lingua sarda, che aveva un articolo che diceva così: l'insegnamento della lingua italiana è integrato dall'insegnamento della lingua sarda, dallo studio e dall'insegnamento della lingua sarda. L'insegnamento della storia è integrato dallo studio della storia sarda, e così via, e così continuava. E mi richiamavo all'articolo 5 dello Statuto. Ci fu una grande discussione in Consiglio regionale, con posizioni diverse e anche molta tensione, insomma. Però alla fine si arrivò almeno su un punto, la pari dignità che tu citavi della lingua italiana e sarda. Poi non si riuscì a costruire la legge che si chiedeva, purtroppo, perché le divergenze erano tante. E poi si è arrivati alla legge 26 che tu hai citato, dopo tanto tempo. E però anche un grande risultato. Io non disprezzerei i risultati ottenuti. Certo, c'è una critica fondamentale da fare alla classe dirigente sarda, che non ha applicato l'articolo 5 dello Statuto, quello che tu citavi. La Regione ha facoltà di emanare norme di integrazione e di attuazione in materia di diritto allo studio, di ordinamento degli studi. Naturalmente lo Stato si è messo contro, normalmente, anche in questa vicenda, però probabilmente si poteva fare di più. Però devo dire anche che nel frattempo tante cose sono state fatte. Io ho una mia esperienza personale, non mi voglio vantare. Io ho insegnato alcuni decenni nelle scuole medie, inferiori, superiori e nei licei, oltre che all'università. E sono riuscito, io, ma non sono l'unico, non tantissimi hanno fatto questo che ho fatto io, però tanti l'hanno fatto, a integrare pienamente lo studio, perché ci sono anche i testi per farlo, lo studio della storia, per esempio della Sardegna, con la storia, con i manuali di storia che non possono contenere in maniera così estesa la storia di realtà come quella sarda, il problema si pone anche per i siciliani, si pone anche per altri, ecco, non solo per i sardi. E quindi è possibile, cioè, però da parte dello Stato, dei vari ministri della pubblica istruzione, non c'è stato quell'incentivo, quella sollecitazione, quell'emanazione di norme che sarebbe stato indispensabile per andare avanti su questo terreno. Molta strada è stata fatta, se ne deve fare altra, senza drammatizzare, perché sul tema dell'identità molta strada è stata fatta anche per questo. Io voglio ricordare, nel 2007 si è svolto il convegno su Gramsci e Sadia e Sardegna, assieme. Il libro riporta la relazione ufficiale fu la mia, al T-Hotel del 2007, il 28 aprile del 2007, dove si discute alla presenza di tanti anche studiosi provenienti da tutto il mondo, e con l'impegno diretto della Regione si discute del tema dell'identità, della storia della Sardegna, e si fa questa connessione col pensiero universale di Gramsci. Ora, sull'identità io vorrei dire una cosa. Innanzitutto, l'Italia è una realtà pluralistica. Noi siamo sardi e italiani. Sardi
in quanto italiani e italiani in quanto sardi, cioè non c'è scissione, tu l'hai detto anche questo, ma questo deve essere chiaro e non ci deve essere contrapposizione. Voglio ricordare la battuta di Lussu che diceva prima guerra mondiale, no? Sardo sesi, sarzesi italiano, perché non fosse austriaco, no? Quando erano sul fronte, per dire, ecco, quindi dicevo, l'identità è plurale, è sempre plurale, anche la nostra, se ci pensiamo bene, forse neppure nelle tribù più isolate e selvagge l'identità non è plurale, se ci pensiamo bene, ci ragioniamo, ma è sicuramente plurale tra noi. Noi siamo, la nostra storia è la storia dei nuragici, degli Etruschi, dei Romani, dei Fenici, dei Greci, degli Egiziani, di tanti che vennero dal Medio Oriente e poi di tanti che vennero come i Vandali invece dalla parte opposta e così via. C'è una contaminazione continua in tutti i popoli del mondo. Le globalizzazioni nascono dalla preistoria. Questa che noi conosciamo oggi è la più grande globalizzazione mai conosciuta, ma globalizzazione era anche quella dell'impero romano, certo col dominio e con la forza e con la violenza. La storia è mista di questi fatti, ma noi anche sotto, noi siamo cresciuti anche sotto il tallone dello straniero e anche con la Spagna noi siamo andati avanti. Abbiamo conquistato l'autogoverno, abbiamo fatto lotte importanti, voglio citare quella del 1666-1771, prima della sarda rivoluzione del 1793-96 di Geo Maria Gioi. Anche allora i sardi dimostrarono coscienza, consapevolezza e dobbiamo continuare a crederci senza illuderci di essere superiori agli altri, come diceva Lussu, ha fatto bene Roberto a citarlo, né lamentarci in continuazione. La lamentazione non serve a nulla e l'esaltazione e la costruzione di un mitico passato che non c'è mai stato non serve a nulla lo stesso e così via. Quindi noi dobbiamo operare come cittadini del mondo e come cittadini sardi. L'identità non confligge con la universalità. L'ultimo libro che io ho curato, proprio degli atti del convegno su Gramsci del 2007, è intitolato Identità e universalità, a voler significare che ci deve essere una coniugazione continua, e questo aveva presente Gramsci in testa, aveva tutto il sardismo, che succhino tutto il sardismo possibile, ma imparino tutte le lingue possibili, tante più lingue, perché noi dobbiamo parlare agli altri e riuscire a farci capire ed essere cittadini del mondo, essere soprattutto cittadini governanti, per dirla con Gramsci, cittadini governanti, non passivi consumatori di politica, come oggi spesso succede, e costruirci anche sul terreno non solo della cultura, ma dell'organizzazione della cultura e della politica. Io non voglio dire altro, sono d'accordo con tante considerazioni fatte da Giampaolo Pisu, andiamo avanti, aspetto altre domande, grazie.